Adesso basta, e questo è lo slogan scelto da cittadini agrigentini che ieri hanno partecipato alla manifestazione pacifica svoltasi innanzi il Palazzo Municipale per protestare contro il totale abbandono della città. Come hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, un centinaio di presenti in piazza per l'occasione, gente che ha manifestato senza il cappello politico ma liberamente, che vuole una città normale e più pulita considerando le tasse esose che paga. Si è puntato anche il dito sul turismo, la città sporca non richiama i turisti, anzi fioccano le disdette per via della sporcizia e del mancato decoro. Noi dobbiamo ragionare con la testa del turista, non con la nostra, fatta da tempi lenti, ha ribadito Marco Falzone, guida turistica, nel suo intervento letto davanti alla scalinata della chiesa di San Domenico. Una città dove la gente del nord ha investito fior di euro per creare strutture ricettive di un certo livello, ma che si scontra con le recensioni negative e le conseguenti cancellazioni dei soggiorni in città a causa delle pessime condizioni con le quali accogliamo i turisti tutti i giorni, vanificando così gli sforzi di tutti gli operatori turistici, imprenditori, commercianti che credono nel futuro turistico di Agrigento. Abbiamo avuto una risposta fantastica da parte della cittadinanza che si è riversata in centinaia in piazza per dimostrare che questa città è ancora viva, ancora è presente, ancora vuole alzare la testa e ha una sua dignità. Questo è molto importante oggi. Tutte queste persone che sono venute oggi sono tutte persone libere, sono cittadini, non rappresentano nessuna associazione, nessun partito, sono la parte viva di Agrigento, la parte viva di questa città e sono presenti. Cosa proponete? Noi proponiamo di avere delle risposte, noi vogliamo delle risposte da parte di questa amministrazione, da parte di tutti gli organi preposti, perché non è possibile continuare in questa situazione. Ci stiamo giocando il nostro futuro turistico di questa città che è l'economia principale del nostro territorio. Andrea, vi aspettavate più consenso da parte dei cittadini? No, noi abbiamo già vinto perché l'amministrazione soltanto con il proclama della manifestazione si sono alzati dalle poltrone e hanno cominciato a pulire la città. Speriamo che questo non diventi straordinario ma semplicemente l'ordinario. Tutto quello che chiediamo è che sia l'ordinario fatto tutti i giorni, costantemente, solo questo chiediamo. Io è da 3 anni che faccio la guerra per questa differenziata, non solo, in via dei Fiumi è invasa di eternetti da 3 anni, eternetti, mobili, spazzatura, adesso la gente butta la spazzatura perché c'è l'Eternetti, io non so dove dobbiamo arrivare, i topi che girano, le erbacce alte così e via dei Fiumi è uno schifo. Noi abbiamo detto fin dall'inizio che non è importante avere 1000, 100, 2000, 5000 persone, è interessante avere le persone che la pensano come noi, persone che amano questa città e che vogliono che ci sia un cambio di passo. Noi vogliamo semplicemente una città pulita, una differenziata che funzioni in maniera regolare e lo spazzamento delle strade e delle isole ecologiche per esempio, quindi noi non siamo contro l'amministrazione, noi stiamo spingendo l'amministrazione a fare tutto il possibile per individuare gli evasori, per individuare gli incivili e per individuare coloro i quali non rispettano i contratti, perché sappiamo che abbiamo un contratto con una ditta. Noi ci riteniamo parte lesa, paghiamo un sacco di tasse e noi vogliamo che alle stesse tasse ci sia chiaramente un risvolto in termini di decoro, in termini di servizio efficiente. Mi hanno accusato di essere strumento di qualcuno. Signor Falzone, io mi chiamo Marco Falzone, non si presenterà neanche alle prossime elezioni, io nel mio mestiere farò quello. Quindi alcuni attacchi su Facebook, su social, anche con comunicati stampa che hanno, quasi è gente semplice che domani tornerà a lavorare.